Noi doprin la lenghe e doprin la nostra sonorità in tune forme artistiche, dove che nin aviodi c'è che è possibile, dove che nin immagina anche dei scenari che non necessariamente sono legati a una linearità dal tempo, non necessariamente sono legati ad una omogeneità dal spazio. Noi possiamo immaginare un Friuli dal futuro, possiamo immaginare un Friuli dal presente, una storia concreta ma che è veduta di differenti punti di vista. E possiamo anche dare voce a tutte che realtà che non ha una voce in sé. Possiamo dare voce a pensieri che non si sono mai chiamati a avere un sunta realtà. Le varianti sono importantissime. Se noi in Aviodi le ultime importanti produzioni italiane cinematografiche, pensiamo per esempio a Lazzaro Felice, Dogman, Call Me By Your Name, Il Capitale Umano, dettagli di produzioni cinematografiche importanti, Perfetti Sconosciuti, per esempio. Se se lei sappiodi che queste opere cinematografiche si renderebbe conto che nessun personaggio ha avere realmente il italiano. Ogni personaggio ha la sua lingua. E non sono due personaggi che fanno in compagno. Quando noi scriviamo un testo teatrale per Furlan, i vin di evitare che siano personaggi che avevano la stessa funzione e che avevano il stesso ritmo, che avevano la stessa voce, che avevano delle forme che rischiano di confondere. Regalino la matita ai partecipanti al laboratorio in Cistiel. Scrive un testo teatrale come fa una fotografia, come l'inquadratura che vedi in questo momento. Se Walter la chialais è un'inquadratura che è costruita per contrasti, per luce. Il fatto che sia in contrasto, che sia in oggetti di differenti colori, ci permette di notare che è dentro da inquadrature. Le stesse forme, quando Walter scrivesse una scena teatrale, quando scrivesse anche una scena cinematografica, se è presente un contrasto, che è anche di sonorità, che è anche di parole che vengono doprate, che è anche di ritmo, allora la scena funziona.